Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. In attesa che si colleghino anche Cap e Angel, facciamo un breve riassunto. In sostanza abbiamo fatto nuove cose che poi vi mostro dopo. Intanto siamo sulla mappa. Per evolvere abbiamo bisogno di spostarci in una zona più ricca di risorse, che siano più varie, che siano più accessibili. Il costo su Ark è 99 volte su 100 quello di dover affrontare chiaramente dei dinosauri di natura più pericolosa, quindi creeremo, lasciando questo insediamento che resterà il principale, una base d'appoggio. La zona che abbiamo scelto è verso sud, dove c'è una zona desertica che generalmente è sempre ricca di risorse. Ok, quello che di nuovo abbiamo fatto è qui. Abbiamo incominciato anche a coltivare le narcobacche per ragioni di quantità più che altro, perché quando si comincia a dover produrre il narcotico in quantità sostanziose, naturalmente serve una produzione più sostanziosa di narcobacche. Cominciamo anche a fare un poco di saporadici e poi faremo anche sassarotte e altre cose che serviranno non solo per nutrire alcuni dinosauri che ci saranno molto utili, ma anche per le ricette. Bene, qualche nuovo arrivato. Intanto la compostiera dovrebbe aver prodotto un po' di fertilizzante, infatti. Perfetto. Cibo ne ho. Lui avrà fatto il suo lavoro, intanto gli diamo un po' più di peso. Lo ha fatto, direi, egregiamente. Quindi cose che non servono le eliminiamo. Questi sono molto utili e queste non servono per ora. Poi torneremo a prendere un po' più di carico. Adesso magari prendiamo l'indispensabile, perché poi se no mi carico troppo e non riesco a camminare, cosa che forse è già così. Vediamo, è già così. Allora mettiamo questo. Vediamo se così ci muoviamo lentamente. Sì, ok. Interessante la visuale da così. Dun 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 dun, dun 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 dun, ok. Allora depositiamo le varie cose entro domattina nei rispettivi armadi di storaggio e quant'altro. La scorciatoia. Bene, allora legna, che è quella che ci pesa di più. Qui fibra, però si è dato da fare il nostro moscope. Qui è narcobacche. Qua insieme alla carne marcia. Carne marcia è un po' scarsa, aspettiamo un po', poi avremo anche la raccolta delle narcobacche dalla serra, per cui dovremo raggiungere un numero abbastanza buono per farci il nostro narcotico. Bene, ok. 8 milioni, 8 milioni e 2, 8 milioni e 3, 8 milioni e 5. Ok, sono entrati, sì. Se io dico sacrificati, tu dici No, grazie, voglio vivere. sbagliato, Milligan. Dovrò Non ho insegnarti. sbagliato. Bene, cosa dobbiamo fare oggi? Avete finito! Dobbiamo cominciare!
Allora, Sono pronto. il piano è questo. Dobbiamo migrare a sud e aprire una sottobase. Milligan. Perché non Ok. abbiamo abbastanza risorse qui. Va bene. E siamo piantati come i culi dei cammelli, ok? Esatto, Milligan. Bene. Milligan di Gianbrocca. John Brocca. Bravo, Milligan. Perfetto. Allora, Bene. per andare a sud, Ci sono solo due pteri, però. no, beh, abbiamo bisogno della zattera e anche Io sono di troppo muscoloso per degli stare pteri. solo in due con... Cioè, tipo io con Caps... Milligan su un Raptor, sono troppo muscoloso. Va bene, prendi l'altro, prendi melagrana Certo. e andiamo su una zattera. Anzi, mi prendo pure Parasauro, dai, me lo porto in zattera con me. Ok. Ehi, Milligan. Vediamo se è pronto in del cibo. Milligan, ho un po' di fame io. Non mangio da un Ah, anno. magna. E io cosa mangio? Ti sei preso tutto il cibo. Adesso si cuoce. Milligan, ti ho insegnato di dividere con i compagni. Oh, Smilligan. Non mi chiamo Milligan. Io mi chiamo Robusto. Ci abbiamo anche l'ombra. Facilità. Ah. Chi è che ha cagato? No. Ah, sei che già bello. partito? La vedo un po'. Questa è una gita Ti fammi turistica. passare un po'. Fa un po' fatica la zattera, Però. Una Spazio, cacchia. vieni. No, ora non ci passo io però. Aspetta che vado qua sul bordo. Un pappagallo gigante. No, un Vedo. È Vedo. livello 80 qualcosa. È livello what? Vedo, aspetta, non ho gli occhiali. Non vedi. Allora, Guarda, là c'è un Dedicuro. un Dedicuro Livello Donte. 55. Ho caldo. Ma cos'è quella cosa? State fermi un secondo. Un Morella. È un top. Tu, Morellatopo sarebbe da prendere. Oh, c'è qualcuno che scappa. Morellatopo ti Allora- fornisce l'acqua, lungo la strada, ti dà un sacco di roba. No, c'è un uccello del terrore. I miei Dove? peggiori nemici. Due uccelli del terrore. Controllo. Io li vedo Ah. col binocolo. Lupi, ragazzi, uccelli del terrore, lupi. Del terrore. Raptor. Livello 77 quell'uccello del terrore. Proviamo a sbarcare in un altro punto? Sì. Vado a dare due occhiate anch'io. Allora, se atterriamo qua in teoria non ci attacca nessuno. Mi vedete qua? In Sì. teoria. In teoria. Cos'è quella libellula là? No, non è una libellula, cos'è che vola? Insetto brocca dell'acqua. Ah, l'insetto brocca dell'acqua. Guarda qui, lupi. Aspetta che devo prendere un attimo i proiettili perché sennò ho qualche problema, Allora, ci sono Proiettili, 3 lupi, 2 uccelli del carne. terrore, Ok. Microraptor. Poi basta, no? Non c'è altro. Elicottero. Un fenicottero, Poi c'è ecco un quello è il coso più- rosa. Oh, ecco. Questa zona è buona. Potremmo costruire qui pericoli a destra e a sinistra, ma Sì, dai, dovrebbe essere abbastanza buono. vediamo un po' se questo signore mi lascia passare. Vieni qua. Vieni. Prego, Mastex. Ecco c'è un raptor. C'è un raptor. No, cos'è un Ah, cavallo non ce la di faccio via? ormai. M'attacca. Dov'è lì? Ah, però è abbastanza. Se è scappato subito vuol dire che è abbastanza debole. Però è vero, non ce l'ho più. Però la faccio facilmente. Sì, non ci vuole niente. Un bel raptor ci aiuterebbe. Andiamo un po' qui. Qui è perfetto.
Allora, adesso vediamo un po'. Se qua su c'è il petrolio, siamo a posto, perché questa è la zona, proprio la conformazione classica da giacimenti, già da coda. E infatti, qua c'è un giacimento di petrolio, però è pericoloso, mamma mia. Scorpioni, ci sono anche le mantidi. Le mantidi è meglio aspettare un attimo perché Non ti trovo più alle visioni. comunque sono tornato all'oasi. Sì, anche io sono l'osi. Eccoti. Qui sento il rumore di una mantida. Ah no, è una. No, c'è il raptor di prima qua. Aspetta che. Cavolo. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ma vattene via. Cioè, ma io dico, no? Allora, questo lo battezziamo. Facciamo qua la base. Perfetto. Allora. Vedete che c'è il tech qua vicino? Bello. Allora, dobbiamo iniziare a fare pietra e metallo. Qui c'è. Ah, il biscotto che mi segue. Ci ho preso un infarto. So Allora, che vediamo era un po'. È sempre andata. Ho voglia di farsi un giro. Mi sa che è anche morto. Se è morto va bene, tanto lo prendevamo perché non ci attaccasse, quindi. Ok, allora. Per fare le fondamenta ci vuole pietra, legna e paglia. Un avvoltoio? Cosa facciamo? È la prima volta che me lo trovo vicino. Tolgo. Mi tiro una fucilata. Ma muore, no? Se gli tiro una fucilata da 400 di danno. Prova. Allora. Legna. Porca miseria. Tra un po' non mi Quando muovo più. bisogna stai fermo. Per favore. Che mi fai prendere paura. Allora. Però vorrei prenderlo. Vabbè, se n'è andatelo, ciao. Può andare? Ecco, Chi li è? ho trovati. Non lo so, mi hanno attaccato Un di raptor. È un raptor. Prova a prenderlo. No, mai morto. Salve. Salve. Buongiorno. Dobbiamo fare. Allora. Il materiale è tutto dentro a Celestina. Vabbè, questo non serve. L'avrà preso dal raptor. Dobbiamo fare le fondamenta di pietra. Quindi serve pietra, legna, paglia. Legna, paglia, la. Io prendo la pietra. Pietra. C'era della Pietra. paglia. Io prendo la pietra. Aspetta che c'ho uno scorpione che mi si sta avvicinando in modo molto amichevole. Ah! No, canguro, non andare! Cangurino, no! Voglio cangurino, no! Le tue creature sono sempre nel posto sbagliato, eh? È andato a correre verso il coso.
sta succedendo? Biscotto, vai via. C'è uno scorpione che sta ammazzando tutti. Va bene, dopo una vicissitudine dietro l'altra e una lunga giornata che abbiamo affrontato, vi salutiamo, vi saluto col fucile in mano e lo sto tenendo in mano perché se non vi iscrivete sapete cosa può succedere, insomma, al fucile. Quindi grazie a tutti e alla prossima, ciao ragazzi. Ragazzi, un extra, un imprevisto, stiamo per avere un bimbo. Vedremo se tutto va bene. Sono molto emozionato. 3 minuti! Meno 3. Intanto io ho fatto altre fondamenta. Mi chiami quando... Sì. Quando manca 30 secondi. Dai, vieni qua, Melograna, avvicinati un po'. Biscotto è scappato. Biscotto? Ma dove è andato? Cioè, è andato in Cina? Ma chi se lo aspettava poi? Cioè, non me l'aspettavo proprio. Quanto manca? Allora, 2 per minuti. farne un'altra mi manca... Quindi sappiamo che possiamo fare una show nuova anche con Campfire. Cioè, no, non tutte le uova, La maggior parte delle uova ha bisogno di temperature superiori, ma ha giocato a favore il fatto che siamo nel deserto. Allora, mi serve tutto. Pietra, paglia, legna. Vediamo com'è messa Celestina. Allora. Siete emozionati, Biscotto e Melograna, voi? Meno. 1 minuto! Allora, ormai, prima di fare altre risorse... 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 2 gemelli! Ragazzi, bisogna festeggiare stasera. Devi toccarli con la E-Cap, che gli dai È il l'imprinting. primo. Anche l'altro? No, come lo chiamo? Biscottino. E dai da mangiare a tutte e due. Vieni primo. Biscottinos. E do da mangiare. Metà. Dividi a metà. Metà te. Magna. E metà te. Magna. È molto importante, perché altrimenti si... No, aspetta, all'inizio può anche non mangiare, dipende. Ho mangiato. Ah, sono nati già lasciamo- a livello 50. Beh, cavolo, niente male. Cucciolo di biscottino. Ciao cuccioli. Ok Oh, ragazzi, vieni. e con questa esclusiva vi salutiamo, ci vediamo alla prossima. Ciao.